Castiglione Chiavarese varato il documento di programmazione, previsti interventi nel prossimo triennio per quasi 4 milioni di euro. Entro l'estate invece il via ai lavori al parcheggio pubblico di Via Canzio. 12 verbali, 6 sequestri per un totale di un centinaio di capi, una persona denunciata perché priva di permesso di soggiorno. Il bilancio a Lavagna dei primi 2 mesi dell'operazione Spiagge Sicure. Un riconoscimento a chi sa fare squadra. Ad Expo Rapallo consegnato il 6° premio Madre Speranza a chi salva una vita nella mareggiata, a chi si spende in parrocchia, a chi si prodiga per assicurare un pasto a chi ne ha bisogno. Il nuovo liceo scientifico sportivo può diventare un punto di eccellenza capace di attrarre giovani a Chiavari. Le parole di Maurizio Felugo, presidente della Proreco, che sostiene il progetto della nuova scuola. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai titoli, la politica amministrativa in apertura, andiamo a Castiglione Chiavarese, dove l'amministrazione comunale ha varato il documento unico di programmazione che prevede le opere che saranno realizzate nel triennio 2020 e 2022. Diversi gli interventi messi a bilancio per i quali saranno necessari 4 milioni di euro. Quasi 400.000 euro per la ristrutturazione dell'ex scuola elementare di Campegli, 327.000 euro per un primo lotto del rifacimento del centro sportivo comunale in località Pastine, 198.000 per il completamento della riqualificazione energetica del palazzo comunale, 100.000 per la valorizzazione della rete escursionistica della Val Petronio. Sono alcune delle principali voci di spesa inserite nel documento unico di programmazione approvato dal Comune di Castiglione Chiavarese per gli anni 2020, 2021 e 2022. Se per il prossimo anno l'amministrazione ha intenzione di realizzare lavori per oltre 1 milione di euro, interventi che saranno finanziati attraverso la partecipazione a bandi pubblici, nel 2021 le risorse messe in preventivo arrivano a sfiorare i 2 milioni di euro per scendere a 900.000 nell'ultimo anno inserito nel documento. Negli ultimi 2 anni l'attenzione si concentrerà nello specifico sulla riqualificazione del centro storico di Velva, previsto l'impegno di oltre 1,5 milioni di euro, di quello di Missano e il completamento di quello del capoluogo. Nel frattempo, all'elenco di opere messe in cantiere per i prossimi 3 anni, altre ne stanno per partire nell'immediato. Fra queste, proprio nel cuore del borgo di Castiglione Chiavarese, la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Canzio per una spesa di quasi 180.000 euro. Verranno 10 parcheggi subito, 10 successivamente, e abbiamo avuto delle difficoltà perché c'è l'ingresso sulla statale, ma anche questo stiamo portando a termine. Credo che questo sia un lavoro importante perché era iniziato 10 anni fa, che si doveva fare dei box, invece la gente poi i box non ne ha preso e allora abbiamo dovuto prendere con i nostri finanziamenti per fare questo lavoro. Altri interventi ai nastri di partenza per Castiglione Chiavarese interesseranno la viabilità del territorio. Per una spesa di 50.000 euro l'impianto di illuminazione pubblica verrà dotato di lampadine a LED. Partirà poi l'intervento per allargare la strada che dal cimitero di Campegli porta al Monte Pu, una spesa di 20.000 euro, e la realizzazione di un parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati per una spesa di 18.000 euro. Per un intervento di 250.000 euro ciascuno verrà messo mano a altre 2 strade comunali, quella che dal Bracco porta a San Nicolao e quella che da San Pietro di Frascati porta al sito archeologico di Monteloreto. Oltre al manto stradale che verrà ripristinato, verranno fatti attraversamenti, verranno fatte tombinature, verranno fatte isole per poter fermarsi. Si è conclusa la prima parte dell'operazione Spiagge Sicure a Lavagna, il servizio contro l'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti portato avanti dalla polizia locale in collaborazione con altre forze dell'ordine. Sentiamo. Non si tratta solamente di contrastare la vendita di merce contraffatta, ma soprattutto di prevenire possibili episodi di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza di chi frequenta le spiagge. Questo quanto emerge dal primo bilancio dell'operazione Spiagge Sicure, portata avanti dalla Polizia Municipale con la collaborazione di Carabinieri e Guardia di Finanza. I buoni risultati si intendono 12 verbali elevati, 6 sequestri, di cui 3 congiuntamente alla Guardia di Finanza, più tutta una serie di ritrovamenti di materiale depositato anche contraffatto, di cui abbiamo notiziato la Procura della Repubblica. Esattamente abbiamo inviato 3 informative alla Procura della Repubblica, più un'altra denuncia di soggetto privo di permesso di soggiorno che vendeva materiale contraffatto. Quindi più abbiamo anche sanzionato 2 volte i venditori di cocco che non erano a posto con i permessi.
grazie a 42.000 euro di fondi vincolati, arrivati dal Ministero dell'Interno, la municipale è stata affiancata dall'organizzazione di vigilanza privata La Pantera, che dall'8 luglio ha pattugliato le spiagge insieme a loro. Spendere un plauso alla polizia locale perché è estremamente collaborativa con noi. Noi fondamentalmente facciamo un servizio di monitoraggio e quindi se non avessimo l'appoggio loro poi il fermo della persona non potrebbe essere poi concluso. Ci tengo a precisare, essendo un comune anche in dissesto, che questo importo era vincolato proprio a questo bando, a questa operazione, però diciamo avevamo avuto un ritorno veramente positivo anche da parte dei turisti e degli operatori balneari, proprio per la tranquillità in questo mese che si è venuta proprio a creare sulle spiagge, perché prima avevamo fatto anche una specie di test, ogni 10 minuti, 12 minuti anche i turisti erano proprio, fra virgolette, insomma, disturbati anche da questi venditori abusivi che molte volte hanno della merce contraffatta. Ci è servito anche proprio per dare un biglietto da visita anche del turista che può venire naturalmente a Lavagna e stare sulle spiagge tranquillo. Tra la merce sequestrata soprattutto scarpe, cinture e occhiali da sole. L'operazione sarà portata avanti fino al 15 settembre e l'obiettivo per questa seconda parte di servizio è quello di azzerare la presenza di venditori abusivi sul litorale lavagnese. Away SRL è la sesta azienda che si aggiudica un posto nello spazio del polo tecnologico della Baia del Silenzio a Sestri Levante. La start-up milanese pagherà 13.664 euro di affitto annuale per uno spazio di circa 90 metri quadri su 2 piani. È un tour operator online che produce e commercializza prodotti e servizi ad alto valore tecnologico. Negli uffici di Sestri Levante saranno inizialmente impiegati 3 sviluppatori software per il lancio della piattaforma che è prevista nei primi 6 mesi del 2020. La sindaca Valentina Ghio ha espresso soddisfazione per questo nuovo ingresso nel polo tecnologico che attualmente ospita la multinazionale americana DXG Technology, Tecnoriva, Cowodev, l'azienda di formazione aziendale IEN e Sedapta che ha collocato nell'ex convento dell'Annunziata la sua Academy. In crescita anche la collaborazione fra le realtà che si stanno sviluppando fra Chiavari e Sestri Levante. Il sovranismo porta alle guerre, serve dialogo tra i popoli, lo ha ribadito Papa Francesco in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa Vatican Insider. L'Europa non deve sciogliersi, vanno rispettate le identità dei popoli ma senza chiusure, ha detto il pontefice. Alla politica servono creatività e prudenza nell'accogliere i migranti. Il sinodo sull'Amazzonia sarà una risposta all'emergenza ambientale planetaria, ma nasce dalla Chiesa e avrà una dimensione evangelizzatrice, ha assicurato. Sentiamo il servizio di Radio Vaticana. Affronta temi come l'immigrazione, il cambiamento climatico e il prossimo sinodo sull'Amazzonia. La sfida principale per far ripartire l'Europa nasce dal dialogo. Ci si deve parlare, confrontare, conoscere, afferma il Papa, spiegando come il meccanismo mentale dietro ogni ragionamento debba essere prima l'Europa, poi ciascuno di noi. Il punto di partenza sono i valori umani, insieme ai valori cristiani. L'Europa, sottolinea il Papa, ha radici umane e cristiane. Francesco si dice preoccupato del sovranismo. È un atteggiamento di isolamento. Si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934 e fanno paura. Sui migranti, ribadisce il Papa, c'è il diritto alla vita, il più importante di tutti. Allo stesso modo i governi devono però pensare a agire con prudenza, perché chi amministra è chiamato a ragionare su quante persone si possono accogliere. Quindi il sinodo sull'Amazzonia dell'ottobre prossimo, figlio della Laudato Si, sottolinea Francesco, non è un Parlamento, è un'altra cosa. Nasce dalla Chiesa e avrà missione e dimensione evangelizzatrici. Sarà un lavoro, conclude, di comunione guidato dallo Spirito Santo. Domani ricorre la memoria liturgica di San Lorenzo, a San Lorenzo della Costa, a Santa Margherita Ligure, domani mattina alle 10 la Santa Messa. In serata Santa Messa solenne in canto alle 20:15, la processione con l'Arca del Santo, i crocifissi, accompagnata dalla banda Cristoforo Colombo, partirà dalla chiesa parrocchiale alle 21:15. Seguirà la tradizionale sparata dei mortaretti e lo spettacolo pirotecnico. La parrocchia di San Rufino a Levi celebra la festa di San Lorenzo domani pomeriggio alle 18:30 nella cappella dell'omonimo quartiere. Seguirà la condivisione della cena. A Rapallo, nell'ambito dell'Expo Tigullio, è stato consegnato il premio Bontà intitolato a Madre Speranza, un'occasione che ha fatto emergere alcune storie di quotidiana dedizione agli altri.
L'Associazione Laici Amore Misericordioso, l'Associazione Il Cuore e il Consiglio Organizzativo Mondiale Arte e Cultura hanno consegnato per il 6º anno il premio Bontà intitolato a Madre Speranza nell'ambito dell'Expo Rapallo. Il riconoscimento è andato a Michael Matera, che la notte della mareggiata ha tratto in salvo una persona a Santa Margherita Ligure. Una persona che è caduta dentro un boccaporto, che si era staccata la grata, che proteggeva questo flutto del fiume, è finita di sotto, ha iniziato a essere in balia delle onde, si è sbattuta di qua e di là, non ha perso conoscenza per fortuna, quindi tenendo le mani in alto alla fine sono riuscito a prenderlo e a tirarlo su con gli altri volontari che mi aiutavano e poi l'hanno preso di peso tutti insieme e l'abbiamo salvato. Allora un premio personale, ma alla squadra della Protezione Civile? A tutta la Protezione Civile in generale, alle persone che durante le emergenze comunque si mettono in gioco a loro rischio e pericolo per fare del bene e aiutare gli altri. È stata premiata anche Lorenza Barboni, storica volontaria della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, da sempre impegnata in diversi servizi di carità. Io voglio proprio dedicare questo premio a tutti i volontari che collaborano con me per il bene del prossimo, e ringrazio il Signore che mi dà la forza, la salute e anche la collaborazione di tanti volontari che fanno tanto, con tanto amore, tanta dedizione, tanta competenza e generosità. Un riconoscimento inoltre ad un'opera, ovvero il servizio del Buon Samaritano portato avanti a Rapallo dalla Consulta del Volontariato. Consiste nella raccolta da tutti i fornitori del cibo, lo trasportiamo con un camioncino coibentato, e al centro degli Emiliani abbiamo la distribuzione alle persone. Ci vuole una grossa organizzazione di dietro, perché ogni giorno... Infatti il progetto oggi è dedicato assolutamente ai volontari, che qui abbiamo una parte e lo dedico a loro. Sono più di 40 volontari che a turno si avvicendano per distribuire il cibo. Vite donate, dunque, vite consegnate agli altri, un esempio per tanti che il riconoscimento aiuta a far conoscere. Io sono felice di poter far dire queste cose, perché non facciamo che subire argomenti violenti, volgari, e pare quasi che non ci sia più speranza per una società migliore. Invece esistono già le possibilità, già sono in atto, quindi facciamole conoscere, ecco. Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Moneglia i funerali di Osvaldo Pierpaoli, padre del diacono Nicola. Un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute ha preceduto le ultime ore della sua esistenza, che ha potuto vivere in serenità fra le braccia del figlio. Volontario storico dell'Unitalsi, Osvaldo Pierpaoli sarà sepolto con la divisa da barelliere. A Nicola e a tutti i suoi familiari la vicinanza da parte di Telepace. La comunità di Sant'Ambrogio di Zoagli si prepara a vivere la solennità patronale di Nostra Signora della Salute. Oggi e domani alle 18 la Santa Messa con una riflessione su Maria. Domenica, giorno della festa, alle 10:30 sarà celebrata la messa solenne preceduta dall'omaggio floreale dei bambini alla Vergine. Nel pomeriggio alle 18 la celebrazione eucaristica, cui seguirà la processione con l'Arca della Madonna, l'adorazione e la benedizione. Al termine sul piazzale della chiesa ci sarà un momento conviviale. Prosegue anche il tempo di preparazione alla festa della Madonna del Buon Viaggio a Riva Trigoso. Oggi pomeriggio alle 18 la messa per la terza età con la celebrazione del sacramento dell'unzione degli infermi. Domani alle 19 la messa, alle 20:15 il concerto d'organo. Domenica 11 agosto Sante Messe alle 10 e alle 19. Nella parrocchia di Santa Maria del Campo si celebra la novena in preparazione alla solennità dell'Assunta. Ogni pomeriggio alle 18 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Virtus Entella, Randstad, Prorecco, Botto Assicurazioni, Banco di Chiavari sono alcune delle aziende che hanno deciso di sostenere la nascita e l'avvio del nuovo liceo scientifico sportivo di Chiavari Gianelli Campus. Su questo abbiamo intervistato il presidente della Prorecco, Maurizio Felugo. Prorecco ha deciso di sostenere il progetto di nascita di un nuovo liceo scientifico sportivo qui a Chiavari, che in realtà riceve l'eredità dell'Istituto Gianelli Campus. Perché credete in questo progetto? Diciamo che abbiamo cominciato a entrare un po' nel merito, insieme a tante altre realtà importanti del territorio, quelle sportive sicuramente come l'Entella, a cercare di capire come possiamo dare una mano per questa realtà scolastica che potrebbe essere, e vorremmo che fosse, un'eccellenza non solo qui in Liguria ma a livello nazionale. Quindi
le nostre competenze nello sport e quelle che sono le esigenze degli sportivi e dei ragazzi che affrontano la scuola e lo sport insieme, vorremmo provare a dare i giusti consigli e cercare di capire come rendere questo liceo un'attrazione per far venire tanti ragazzi non solo a fare sport ma anche la possibilità di studiare. Tu ovviamente sei stato un giovane pallanuotista prima di diventare presidente della Prorecco. Che cosa è importante nella formazione di un ragazzo che vuole dedicarsi allo sport? Credo che si stia andando sempre in una direzione in cui bisogna cercare di capire il singolo atleta, il singolo sportivo, che tipo di impegno lo sport gli richiede, perché non tutti gli sport sono uguali. Ci sono sport che si possono fare con meno tempo, meno ore di allenamento, altri che invece, come la pallanuoto ad esempio, necessitano di tantissimi allenamenti, almeno 2 volte al giorno se vuoi puntare a diventare veramente un giocatore di prima fascia. Quindi la scuola secondo noi deve cercare di essere un po' più elastica, andare un po' più incontro agli orari che sono differenti. Non vuol dire che deve essere un liceo o deve essere una scuola più semplice, assolutamente no, però sullo stile anglosassone, dove lo sport e lo studio ormai vanno di pari passo, sono convinto che con un po' di attenzione, con le idee chiare, si può fare sia bene lo sport che la scuola. Torna a Chiavari per il 7° anno l'iniziativa Dona il tuo giocattolo. Dal prossimo 11 agosto ai Bagni Ciccio inizierà la raccolta di giochi da spiaggia usati che saranno destinati all'Istituto Baliatico, che a sua volta li donerà ai bambini assistiti. L'iniziativa può contare sulla disponibilità dei titolari dello stabilimento balneare e sulla dedizione della dottoressa Giordana Taggiasco, ideatrice dell'iniziativa. Nelle passate edizioni, grazie alla generosità delle persone, sono state raccolte significative quantità di giochi da spiaggia, ciambelle, braccioli, che sono stati consegnati all'istituto. Il Baliatico ha poi provveduto alla verifica, alla pulizia e alla consegna ai bambini assistiti, attualmente 78, tutti di età inferiore ai 3 anni. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola crisi di potere, Salvini sollecita Conte ad andare in Parlamento, non c'è più la maggioranza, Di Maio si arrende, elezioni, ma prima votiamo il taglio dei parlamentari, accelerazione verso la fine del governo, scontro su consultazione e scioglimento delle Camere. Poi c'è un retroscena, la tentazione della Lega è presentarsi da sola alle urne senza Forza Italia e Fratelli d'Italia. Siamo al riscaldamento globale, con più carne, più deserti e fame, ONU cambiare dieta per salvare la terra. E poi il richiamo di Mattarella sulla sicurezza bis, il richiamo, promulgata la legge con un messaggio al Parlamento su soccorsi, multe e reati. Intervista a Rossini delle Acli, la legge è sbagliata e noi resistiamo. Sempre sulla prima pagina di Avvenire, Bibbiano parla Sartori, ascolto dei bambini, metodo non valido, e la copatrona d'Europa Edith Stein accanto a chi cerca Dio. Pubblicità, l'azzardo, il governo si muova, vediamo all'interno di Avvenire, è tornato lo stop, pronta la circolare ministeriale per il divieto assoluto di pubblicità, l'incognita crisi, però adesso naturalmente il sottosegretario Villarosa del Movimento 5 Stelle, saranno bloccate anche le generiche informazioni. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX che, nonostante la crisi di governo, regala l'apertura al Papa, intervista a Papa Francesco, il sovranismo è un pericolo, porta guerre, il sovranismo è un atteggiamento di isolamento, esagerazione che finisce male sempre e porta alle guerre, ma è tralasciare il diritto più importante di tutti, quello alla vita. E siamo ad altri argomenti. Salvini apre la crisi, maggioranza finita, ora si va al voto. Di Maio, la Lega ha preso in giro il paese, Conte non eravamo in spiaggia, ora spiega al Parlamento. Il commento di Giovanni Orsina, il capitano, cioè Salvini, alla prova più difficile. L'analisi di Mauro De Berberis, le 3 ragioni del naufragio a 5 Stelle. E poi c'è Toti che accelera per il cambiamento di simbolo e di nome, l'uscita da Forza Italia, fuga da Forza Italia, un solo arancione per Cambiamo.
Sempre sulla prima pagina del Secolo XIX, torta dei Fieschi, la pasticceria Cavo vince la gara per confezionarla, e poi ancora a Porto Carloriva, pronto a entrare l'imprenditore bolognese Bizzi, andiamo a vedere, la diga potrebbe costruirla, Fincantieri, al lavoro le parti del comune, dal comune alla dirigenza dello scalo per firmare l'accordo, accelerazione attesa tra pochi giorni, e intanto lavori alla barriera prima di riaprire il porto. Ancora sul Secolo XIX, l'addio a Piero Fossati, assessore delle emergenze, un politico sempre al servizio della gente, iscritto al PD, fu per anni nella giunta provinciale, poi gestì il passaggio del vecchio ente alla città metropolitana. I funerali domani mattina alle 10 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Struppa. Guidava l'automobile Anè senza aver mai preso la patente. Un 56enne con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante per reiterazione nella guida senza patente. Il veicolo è stato sequestrato ed è in attesa di confisca. Si è fatta accreditare una somma sul conto corrente fingendo una compravendita a distanza. Un 19enne bresciano è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Carasco. Le indagini sono scattate in seguito alla querela di un 54enne residente nel comune che è stato la vittima del raggiro. Ha minacciato e aggredito un ausiliario ospedaliero dopo essere stato sorpreso nell'area di sosta delle ambulanze. Un 46enne di Levi è stato denunciato per percosse e lesioni personali dai carabinieri di Sestri Levante. La vittima è un 56enne residente a Chiavari che, secondo i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, ha subito lesioni guaribili in 5 giorni. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue da casa. Stavano tentando di entrare in un appartamento di un condominio a Chiavari, in via Trieste, quando sono stati colti in flagrante dalla polizia del commissariato locale. 2 giovani, una ragazza di 19 anni e un minore di 17, di origine straniera ma residenti in Italia nel Lazio, sono stati sorpresi mentre cercavano di aprire una porta con delle lastre di plastica ricavate da un flacone dello shampoo. Durante la perquisizione personale, i giovani sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi, nonché di alcuni calzini spagliati, che sono soliti essere usati per occultare la defurtiva, soprattutto di cose preziose come denaro o gioielli. Entrambi sono stati denunciati per furti in abitazione in concorso. Il minore è stato poi accompagnato presso un centro di accoglienza, in quanto nessun parente si è reso disponibile all'affidamento, mentre la ragazza è stata associata al carcere di Pontremoli, in Toscana, in quanto colpita da 2 pregressi ordini di carcerazione. Fondamentale la collaborazione dei cittadini che hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare le persone sospette. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo allo sport. Il primo impegno ufficiale di questa stagione per la Virtus Entella è la partita di Coppa Italia contro il Sud Tirol che si giocherà domenica alle 20:30 al Comunale. Sono stati resi noti anche gli orari delle prime 2 giornate del campionato di calcio di Serie B. L'Entella debutterà al Comunale contro il Livorno sabato 24 agosto con fischio d'inizio alle 21. Alla seconda giornata i ragazzi di Boscaglia invece faranno visita alla Cremonese. La partita si svolgerà sabato 31 agosto e anche in questo caso con inizio alle 21. Terminiamo così questo appuntamento con l'informazione. Il prossimo, come sempre, andrà in onda alle 21:10. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.